L'intervento più complesso di manutenzione, ma anche di sistemazione definitiva, per questo motivo le serre del Giardino della Biodiversità dell'Orto Botanico di Padova rimarranno chiuse per tutto l'anno per lavori straordinari richiesti dopo gli accertamenti fatti in seguito ai danneggiamenti provocati dalla grandine dello scorso luglio che aveva costretto alla chiusura delle serre. L'intervento alla fine andrà sempre, verrà anche esteso al tetto perché appunto questo aveva subito dei danni negli anni passati, c'era un intervento programmato già da un paio d'anni e quindi la decisione che ha preso un po' di tempo per essere programmata bene è quella diciamo, di fare gli interventi alle vetrate assieme a a questi del tetto per riuscire a risolvere la situazione complessivamente, insomma, in modo definitivo. Le serre sono la parte più recente dell'orto botanico, molto amate dai visitatori. L'intervento però è necessario. È un dispiacere prima di tutto per noi di non permettere la visita, però l'idea è di poter riaprire ovviamente con la serra in piena funzione e anche useremo questo tempo per rinnovare le collezioni delle piante. L'orto botanico di Padova, con le sue bellezze e piante storiche come la famosa palma di Goethe, nel 2023 si è confermato tra i siti più visitati. Nel 2023 in realtà abbiamo fatto un ulteriore record dopo il 2022, che già era stato l'anno in cui avevamo avuto più visitatori, e quindi nonostante diciamo chiaramente la chiusura del Giardino della Biodiversità sia un peccato, insomma, perché lo sappiamo bene che è un luogo che attira